noi abbiamo ascoltato elettori del PD che erano molto delusi, io questo lo devo dire, almeno sul territorio a noi hanno dato atto di una coerenza che il PD di Letta, nel momento in cui ha deciso chi dovesse far parte di questa grande coalizione, inserendo dentro chiunque, purché insomma, per così dire, si cercasse in una maniera che secondo noi non era corretta, cioè quella di arginare la destra dicendo che erano brutti, cattivi, fiamma e non fiamma. A nostro parere vi erano e vi sono, adesso vedremo poi alla prova dei fatti se è così, delle grossissime problematiche dal punto di vista della competenza e della possibilità di approcciarsi in questo momento con una serie di grossissimi problemi che tutti conosciamo. Quindi dal punto di vista del bacino elettorale, a mio parere, oltre a quello che comunque noi riteniamo avessimo sia come Italia Viva che come la lista Azione di Calenda, io credo che ci sia stato un elettorato del centro-sinistra che non abbia voluto diventare un elettorato della sinistra-sinistra e quindi sinceramente credo che abbia guardato a noi con interesse per la coerenza che abbiamo dimostrato sul centrodestra o su Forza Italia. Certo, qualcosa probabilmente sarà arrivato, ma io ritengo personalmente per quello che la gente ci ha raccontato.